Con un piccolo gesto, il tuo viaggio con il pullman a Marca è più sicuro. Oggi è in vigore il nuovo sistema elettronico di bigliettazione. Basta avvicinare la card alla nuova validatrice e il microchip farà il resto. Con abbonamento o biglietto la validazione è sempre obbligatoria. Con la card elettronica alla Marca, in futuro si potrà viaggiare in tutto il Veneto anche con altri mezzi e acquistare servizi. Muovi Marca, con un piccolo gesto sei un grande. Rientriamo in questo studio ideale dedicato all'Assemblea 2011 di UMPLI delle Pro Loco Trevigiane. Siamo ancora all'interno del parco archeologico dell'Ivelet a Revinelago e siamo con il vicepresidente dell'UMPLI Rino Furlan, anche presidente della Pro Loco di Resana, e con il presidente Silvestrin della Pro Loco di Porto Buffolè. Anche loro hanno presentato due eccellenze, due progetti che stanno portando avanti, cominciando dal Parco del Pettirosso. Era nato come area naturalistica, dopo, vista la frequentazione del pubblico e quant'altro, è stato trasformato in Parco del Pettirosso. È utilizzato tutti gli weekend da gente, perché all'interno del Bosco del Pettirosso è stato fatto un intervento importante dove è stato creato all'interno del bosco di questo parco in pratica un percorso. Lungo il percorso ci sono delle aree di sosta differenti l'una dall'altra. Ci sono aree di sosta da 16 posti, da 32, con addirittura 3 aree attrezzate con il caminetto, con il barbecue per poter fare carne alla griglia, e quindi prenotatissimo per tutti i sabati, tutti gli weekend. La prenotazione va fatta tramite l'ufficio lavori pubblici del comune, proprio per evitare che ci siano sovrapposizioni e quindi con problemi, diciamo, di prenotazione. Allora, grazie a Rino Furlan, andiamo a Resana, quindi a viverci questo Parco del Pettirosso, ma andiamo anche a Porto Buffolè, dove la Pro Loco è stata protagonista ormai comunque da anni di questo recupero e di questo museo, di questa Casa Gaia da Camino, tutta da vivere, tutta da vedere. Sì, la casa di Gaia da Camino, appunto l'abitazione nella quale esattamente 700 anni fa, nel 1311, è morta Gaia da Camino, ricordata da Dante nel canto XVI del Purgatorio. Lei aveva creato lì una specie di cenacolo di artisti, di umanisti, ed è chiaro che alla fine del 1200 una donna che si interessava di arte, di musica, di filosofia, di matematica, tra l'altro erano tutti uomini quelli che sapevano leggere e scrivere, certamente era considerata una poco di buono, visto che i personaggi erano tutti maschi in questo caso. Certamente, però c'è anche un museo del ciclismo, c'è un'organizzazione, insomma, con un biglietto, se non sbaglio, si può vivere tutto questo. Sì, difatti noi gestiamo la casa, e allora nel piano terra e il primo piano la usiamo per mostre. C'è una commissione, quindi chi vuol partecipare e esporre, c'è una commissione esaminatrice che esamina, composta da artisti, da critici d'arte, che esamina le opere presentate. Poi è nata l'idea di creare, insieme con degli appassionati, un museo del ciclismo, il primo nato in Italia, che poi si è allargato anche alle stanze sottostanti. Oggi è un museo che non solo raccoglie cimeli, biciclette, maglie, documenti, eccetera, ma anche promuove tutto il mondo legato al ciclismo. Allora, io vi ringrazio davvero per queste due testimonianze. Porto Buffolè e Resana, Resana e Porto Buffolè, non mancheremo una visita. Noi ci fermiamo qui, servizio di cronache trevigiane, e poi ancora tante Pro Loco, anzi una nuova, proprio quella di Mansuè. Oggi vi voglio presentare un Pinot Grigio IGT Veneto dell'azienda Terre di San Rocco. È un'annata 2009, area vocata a Roncade da questo punto di vista. Il colore è giallo paglierino, il colore è cristallino, il colore ci porta a questi temi un po' grigi che appartengono al Pinot Grigio. È abbastanza consistente, nel senso che trovo sicuramente una buona dote alcolica. Il naso intenso, note complesse che in ogni caso ci richiamano temi fruttati, temi floreali, fiori secchi, nello stesso tempo ci richiamano alla mineralità, e giustamente motivo anche perché il lievito abbia la sua presenza. Il gusto è caldo, è preciso.
minerale e sapido nello stesso tempo. Valida la sua morbidezza dettata da questo tenore alcolico che indubbiamente fa parte di questa famiglia. Io lo abbinerei a dei tortelli di magro, magari ripieni di carne bianchi, piuttosto che anche legarli a dei risotti di verdure che chiaramente tanto sono del nostro territorio. Cari amici, il vino di oggi è un Cabernet del Piave DOC, l'azienda Cantina Produttori Campo di Pietra, siamo in provincia di Treviso. Il colore è certamente tipico di questo vitigno, un bel rosso rubino, gli archetti sono presenti, persistenti e fitti. Bella la sua consistenza e la sua luminosità. Proviamolo al naso. Al naso è deciso. Sono presenti queste note certamente legate al mondo della frutta rossa, ma sono presenti anche delle note legate al mondo della speziatura. Ecco quindi la frutta, il ribes, la ciliegia. Queste evoluzioni di fiori secchi e mineralità finale. Impatto positivo quindi al naso. In bocca. In bocca esprime una certa personalità. Belle queste note fruttate, ma anche queste evoluzioni minerali e vegetali, ma vegetali positive. Certo, un po' giovane, un po' particolare, un abbinamento? Pollo ripieno alla veneta. Salute! E nel raccontarvi questa assemblea delle Proloco Trevigiane 2011 abbiamo anche una neonata Proloco, quella di Mansuè. Siamo qui con il presidente Orlando Nadaletta. Allora, presidente, proprio quest'anno è nata questa nuova Proloco. Sì, siamo nuovi, abbiamo iniziato quest'anno questa avventura con la Proloco da un'associazione che è già esistente da 30 anni. E avete fatto quindi questa scelta di entrare nella famiglia dell'Umpli. Tanto raccontiamo Mansuè dov'è, a chi magari ci segue da fuori Treviso. Diciamo si trova nello Pitergino Mottense, vicino a Porto Buffolè, a Oderzo, tra Porto Buffolè e Oderzo sulla statale. Quali sono le vostre iniziative, manifestazioni che vi contraddistinguono? Diciamo che come iniziativa è la sagra paesana di San Mansueto che si svolge il 3 di settembre. Quanti volontari siete? Quando ci troviamo per la cena siamo oltre 200. Però sa che lavorano? Che lavorano più o meno siamo quelli. Quindi però, una grande forza lavoro. Sì. Sono tempi duri per il volontariato? Abbastanza. La voglia di tirare dentro giovani c'è, però si vedono sempre meno. Comunque si tenta sempre di proporre cose nuove, di invogliarli con fare qualcosa di diverso. Io la ringrazio per la sua testimonianza. Grazie. Allora in bocca al lupo per questa nuova avventura all'interno dell'Umpli. Che crepi il lupo. Noi ci fermiamo qui, dei servizi di cronache trevigiane davvero da guardare con attenzione, e poi ancora tra poco qualche testimonianza con le conclusioni da questa assemblea di Umpli 2011. APVF, l'associazione produttori ortofrutticoli veneto-friulani, è una delle realtà del settore più autorevoli a livello nazionale. Circa 3.000 produttori agricoli costituiscono il cuore pulsante di APVF, che confeziona e commercializza le loro produzioni. Si tratta di vere eccellenze dell'ortofrutta, alcune delle quali a marchio IGP, che trovano spazio nei mercati tradizionali di casa nostra, ma anche in Europa e fuori dai suoi confini. Oggi APVF continua ad investire sulla qualità per garantire a clienti e consumatori prodotti certificati e garantiti, guardando al futuro con positività. Si guarda il futuro con positività perché c'è una base sociale molto coesa, molto vicina all'azienda. Stiamo investendo molto in macchine, in impianti, e il nostro obiettivo è quello di ridurre la filiera tra il produttore e il consumatore.
e quindi noi andremo sempre più vicino al consumatore finale con un prodotto finito. Lo stesso presidente Rossi conferma la volontà dell'Associazione di Produttori Veneto-Friulana, che ha la sua sede principale a San Polo di Piave, di guardare al mercato quindi con la volontà di costruire una filiera corta. Raccolta diretta, si lavora qui in confezioni da 4, 6, 8, dipende, cassettine da 1 kg, 2 kg e si manda subito in distribuzione. E questa è una garanzia di prodotto fresco, di qualità e genuinità. Dal campo alla tavola con prodotti tipici nostri. Abbiamo cambiato strategia, non si va più alla grande distribuzione attraverso un'azienda di servizi, ma si va in diretta attraverso i produttori. I produttori fanno della differenza e il territorio ci aiuta molto per questa differenza. APOVF quindi resta legata alla propria missione, che vede in cima alla lista delle priorità la soddisfazione dei suoi soci produttori e dei consumatori finali. La sfida e la vittoria passa attraverso un prodotto e un territorio. Noi abbiamo dei prodotti IGP, dei prodotti meravigliosi. È importante che i consumatori acquistino i prodotti di stagione e questa è una garanzia. Una vendemmia sempre più estiva. E questo è il dato più singolare che emerge dal convegno organizzato da Veneto Agricoltura sullo stato del vigneto veneto e prime previsioni produttive per il 2011. Anche se i grappoli verranno colti ad agosto, la vendemmia 2011 si prospetta di qualità eccezionale. Sentiamo l'amministratore unico di Veneto Agricoltura, Paolo Pizzolato. Eccezionale sotto ogni punto di vista, anche se i dati eclatanti a livello quantitativo non li abbiamo ancora. Stiamo parlando prettamente di qualità, una qualità che dovrebbe essere determinata proprio da questo fattore climatico che ci permette di dire che sicuramente la vendemmia inizierà verso metà agosto anziché i primi giorni di settembre come solitamente avveniva. Si parla di alta qualità, anche se, ripeto, potrebbe esserci un leggero calo della quantità. I cambiamenti climatici e l'aumento delle temperature non devono preoccupare i nostri viticoltori. Sentiamo uno dei massimi esperti in materia, Diego Tommasi, del Centro di Ricerca per la Viticoltura di Conegliano. Alla fine degli anni 80 fino adesso abbiamo avuto un incremento termico di circa 1 grado, 1,5 gradi. Questo ha comportato un anticipo di maturazione di circa 10 giorni, in quanto si stima che per ogni grado di aumento di temperatura media la pianta reagisce accorciando il suo ciclo di circa 8 giorni. La tecnica culturale, a nostro avviso, può sopperire a questo incremento climatico con tecniche che riguardano la direzione dei filari, che possono riguardare le strategie di irrigazione, che possono riguardare le tecniche di gestione della parete vegetativa e così via, per cui al momento attuale il cambiamento climatico può essere sopperito e può essere in qualche modo portato avanti con la tecnica culturale. Presente al convegno anche l'assessore regionale all'agricoltura Franco Manzato, che considera il settore vitivinicolo come uno dei comparti di punta del Made in Veneto. Stiamo parlando di un mercato che comunque è forte nonostante una congiuntura economica molto negativa, però abbiamo da una parte una sperimentazione a livello di Veneto Agricoltura, dall'altra parte invece attraverso la promozione dell'OCM Vino interveniamo nella promozione dei paesi terzi fuori dal mercato comune europeo i nostri prodotti. Abbiamo spostato e sposteremo, per questa richiesta che ho fatto a livello comunitario, dall'asse 2 all'asse 1 del piano sviluppo rurale alcuni milioni di euro per metterli nelle misure di promozione per quanto riguarda il sistema italiano ed europeo. E poi invece tutto il comparto che è legato alla sburocratizzazione attraverso le azioni che sta facendo AVEPA. Il Veneto è la quarta potenza europea per produzione di vino, una vera corazzata nel settore vitivinicolo. Un comparto che non smette di crescere e di offrire nuove opportunità. L'amministratore unico di Veneto Agricoltura Paolo Pizzolato rivolge un appello ai giovani. Questo settore verrà assolutamente rilanciato e potrebbe dar luogo a nuove fonti di reddito completamente diverse rispetto a quello che è stato fatto negli anni antecedenti. Per cui un invito anche ai giovani a rivolgersi a questo settore dove potrebbe esserci un'ampia redditività e forse fonti di lavoro completamente diverse a quello che è stato. Rientriamo in questo studio ideale dedicato alle Proloco trevigiane che hanno appena concluso la loro assemblea e proprio in conclusione raccontiamo un altro progetto presentato oggi come eccellenza. Andiamo nel Vittoriese, esattamente a 9 di San Floriano, a conoscere intanto il presidente della Proloco, Antonio Dalla Libera, il presidente, che ha realizzato lì un museo di geologia. Noi avevamo la disponibilità di una notevole quantità di campioni, di fossili, di minerali
eccetera, che c'erano stati donati. Abbiamo pensato bene di organizzare il tutto, di dare una dignità scientifica a questo materiale in maniera da poter raccontare delle storie sulla evoluzione della vita sulla Terra, sulla formazione delle rocce, sulla conservazione dei fossili all'interno delle rocce medesime, e quindi un'opportunità culturale e di conoscenza. Raccontiamo che nel territorio di Vittorio Veneto sono 3 le Proloco, cioè la Proloco di Vittorio Veneto, quella del Fadalto e quella di Nove, giusto? Sì, quella di Nove e di San Floriano. Comunque aderiamo al consorzio delle Proloco delle Prealpi Vittoriesi. Quanti volontari siete? Non siamo molti, siamo come volontari attivi una 50ina di persone, sempre disposte a collaborare con grande impegno e con grande partecipazione. Presidente, io la ringrazio per la sua testimonianza. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Cronache Trevigiane e come sempre torneremo anche la prossima settimana, stessa emittente, stesso orario, stesso giorno. Alla prossima! Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana DOP, Gruppo APOVF, Gruppo Grigolin. Cronache Trevigiane è una produzione Z Group.